Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, ancora una puntata dello Scrigno in esterna. Siamo saliti a Stolvizza di Resia perché evidentemente il decreto in atto non consente le presenze di ospiti in studio e quindi ovviamente noi rispettiamo le regole e andiamo noi nel cuore del territorio. Oggi vogliamo parlarvi di Arotini, ma non solo, delle bellezze della Varresia. Sono con Virna Di Lenardo, che è la responsabile dello sportello linguistico e della biblioteca comunale. Buonasera Virna. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti qua in Varresia a trovarci. Allora, il Covid che ci costringe, adesso ho tirato su la mascherina, quanto ha rallentato la promozione del territorio? Ma a dire il vero, dal mio punto di vista, l'ha rallentata forse in un primo momento finché non abbiamo capito un attimo come muoverci, però poi in realtà ha creato anche tutta una serie di nuove opportunità e ha fatto sì che tutte le nostre strutture si siano in qualche modo abituate e innovate anche per poter promuovere il territorio anche in queste situazioni qua. Ecco, in resiano, potremmo dire, rimanete con noi perché dovremmo parlare di qualcosa di importante. Ben pridite naționalist că le pus de tu nasceduline. In estrema sintesi, quindi potremmo dire parlare all'infinito, però oggi, questa sera, vogliamo catturare la vostra attenzione anche con la musica appunto della Varresia. Dobbiamo dire, Virna, dove siamo. Sì, ci troviamo nelle sale museali del Museo dell'Arrotino. In realtà è un edificio abbastanza ampio, l'avete visto anche voi arrivando qua a Stolvizza. Al primo piano, quindi dove ci troviamo noi adesso, c'è il Museo dell'Arrotino, mentre al piano terra abbiamo la biblioteca comunale del comune di Resia, che è stata comunque una culla molto importante in questi mesi per la divulgazione della cultura e per la promozione del territorio. Ecco, alla nostra sinistra che cosa abbiamo? Allora, qua io in realtà lascerei questo momento per più tardi, quando avremo modo di chiacchierare un po' con Mara Paletti, che è l'operatrice del Museo dell'Arrotino, per cui non vorrei togliere a lei, insomma, la spiegazione del museo. Ecco, piano primo, poi andremo anche a conoscere un Arrotino che tra l'altro rappresenta una famiglia, è arrivato di fatto alla terza generazione di Arrotini, i Gua, quelli che insomma troviamo anche dalle nostre parti, a Feletto, ma lo conosceremo un po' più da vicino fra pochi istanti. Invece al piano terra? Invece al piano terra abbiamo appunto la biblioteca comunale, la sede dello sportello linguistico al cittadino per cui io lavoro. In realtà, come vedremo più tardi, è una stanza molto piccola, però nonostante questo si organizzano veramente tante attività. Ante Covid quanti erano le visite annualmente? Ma mi pare che fossimo sui 5.000 all'anno più o meno, ma magari dopo Mara ve lo spiega meglio. Territorio ricco di cultura e di storia la Varresia. Assolutamente sì, è conosciuta insomma a livello nazionale e anche internazionale. Qua abbiamo i rappresentanti della musica resiana, sappiamo che abbiamo il gruppo folcloristico più vecchio di tutta Italia, il gruppo folcloristico Varresia, che oggi insomma anche rappresento. In realtà quest'anno siamo completamente fermi, perché appunto forse il gruppo folk è stata la parte più difficile da promuovere durante il Covid, perché naturalmente presuppone la danza, la musica, il ritrovarsi, stare insieme e soprattutto per il nostro gruppo viaggiare in giro per il mondo a portare a promuovere la nostra valle, per cui purtroppo in questo momento siamo fermi. In realtà stiamo lavorando su tutta una serie di iniziative per il 2021 e speriamo che la situazione migliori quanto prima per riprendere anche i nostri viaggi. E questi due ragazzi chi sono? Allora, qua abbiamo Sandro Quaglia alla buncula, che è il violoncello, e abbiamo Federico Lonardi invece alla zittira, il violino. Sono i due strumenti della musica resiana. In realtà ce n'è un terzo che è il battito del piede, che aiuta a mantenere il ritmo. Sandro è operatore del Museo della Gente della Varresia, che scopriremo più tardi. Federico è un giovane suonatore della valle, secondo me veramente molto bravo. Diciamo che la musica come si tramanda in Varresia, di padre in figlio, di nonno in nipote, di zio in nipote, insomma è una cosa che viene tramandata proprio di famiglia in famiglia. Federico in realtà ha vissuto tutta la vita a Ferrara, si è trasferito da poco in Varresia,
per studiare poi archeologia all'Università degli Studi di Udine, e da solo, ascoltando gli altri suonatori, ha imparato a suonare la zithira, questo meraviglioso strumento. Federico Lonardi, Virna ti ha già presentato da Ferrara. Mi viene in mente l'abbazia di Pomposa in particolare, c'è una meravigliosa pinacoteca nel ferrarese, ma tu da queste parti ci sei tornato molto volentieri per celebrare questo strumento, ma poi con te parleremo anche del carnevale. Che rientro è stato? Allora, io sì, sono nato a Ferrara, però i miei genitori da parte di mamma sono proprio di Resi, Oseaco, quindi io conosco Resia da quando ero piccolo, soprattutto come meta di vacanze. Poi quando ho finito i miei studi liceali, cioè quando ho preso il diploma, ho deciso di trasferirmi qua dai miei nonni e dai miei zii, e ho deciso di entrare nella facoltà dei beni culturali di Udine con curriculum archeologico. Io ero già musicista prima, suono il basso elettrico. E mio zio però comunque mi piaceva tanto la musica resiana da piccolo, e mio zio mi ha fatto entrare in questo mondo, prima iniziando con la buncula, col violoncello, che è il primo strumento che si impara, e successivamente, dopo un anno più o meno, ho iniziato con il violino. Il centro culturale aveva avviato dei corsi molto semplici, ma comunque abbastanza ben fatti di violino per i giovani. C'era questo bravissimo musicista che è Rino Chinese, che è anche lui un polistrumentista molto bravo, che mi ha dato le basi del violino, che non è uno strumento tanto facile da iniziare, è difficile. Più gli altri suonatori, i miei amici suonatori, i contatti del centro culturale, del gruppo folcloristico, mi hanno aiutato a perfezionare di nuovo la mia tecnica di suonata, e adesso sono qui. Cosa ci fate sentire adesso? Allora, visto che siamo in periodo coscritti, potremmo iniziare con una canzone molto semplice, molto carina, che è Takushkrutava, la danza dei coscritti, la canzone dei coscritti. Una delle tradizioni più salvaguardate in Varresia è quella dei coscritti. Saluto Ilaria Negro, classe 2001, che però causa Covid quest'anno non avete festeggiato molto. No, non abbiamo festeggiato molto, comunque buonasera a tutti, ma rimanderemo tutti gli eventi, tutte le serate ad agosto. Ecco, quanto è importante la festa dei coscritti per chi è resiano?
È importantissima perché comunque significa come essere maggiorenni, quindi no, mi sono bloccata. Non importa, andiamo avanti. Quanto è importante la festa dei coscritti? È importantissima la festa dei coscritti perché significa molto, è come diventare maggiorenni. Per noi i coscritti vengono festeggiati a 20 anni, a 30, a 40, a 50 e in questo caso, in questo anno, siamo nel 2021, quindi vengono festeggiati dalle classi del 2001, del 91, dell'81, eccetera. Come festeggiate? Allora, negli ultimi anni si festeggia San Giorgio dal 26 al 30 e poi dopo l'1 ci si ritrova tutti insieme con anche le altre classi. Situazioni impegnative? Cioè uscite di casa e non sapete quando tornate? Esatto, usciamo di casa il primo pomeriggio e poi rientriamo alla mattina del giorno dopo. E dove andate? Si balla tutta la notte perché praticamente iniziamo con un aperitivo in giro per i locali, poi dopo si va alla cena a casa di un coscritto diverso, ogni sera a casa di un coscritto diverso, per poi dopo ritrovarci nella frazione di San Giorgio e ballare tutta la notte, suonare e cantare, eccetera, divertirsi. Ecco, c'è anche la messa. Sì, il 1 gennaio alle 11 c'è la messa a San Giorgio, appunto andiamo insieme a tutte le altre classi. E fin lì siamo arrivati. Dobbiamo dire, una persona come te, che è classe 2001, ritiene che rimarrà da queste parti o dovrà allontanarsi dalla Varresia per trovare lavoro? no, io rimarrò sempre a vivere qua a Resia. Preferisco fare chilometri su chilometri per andare a lavorare, ma continuerò a vivere a Resia. Da grande cosa vuoi fare? Oddio. Non lo so. Non lo sai ancora, stai studiando. No, ho finito le scuole a giugno. Però quello che è sicuro è che vuoi rimanere in Varresia. Sì, quello che viene per il lavoro, però stare a Resia, questa è una cosa sicura. Federico, perché è diverso il carnevale in Varresia? Allora, le caratteristiche, le modalità del carnevale resiano sono diverse rispetto a quelle del resto d'Italia o anche dei vicini sloveni, più o meno, perché non è come i che c'è una processione con i carri allegorici e le maschere. No, è una festa che, vabbè, è una festa proprio di comunità, dove normalmente si inizia al bar, la sera ci si riunisce al bar, ci sono i suonatori, ci sono i ballerini in maschera, che possono essere maschere. Normalmente ci si veste con stracci vecchi messi al contrario, alcuni si vestono da donna, molto, molto simpatici.
Poi la domenica del carnevale si va in piazza e lì c'è proprio il momento più importante del carnevale, dove si sfoggiano proprio i vestiti tipici, quelli tradizionali, dedicati solo e solamente al carnevale resiano. Sono queste maschere tipiche che si chiamano in resiano talipa bila maschere, che sono che tradotto vuol dire le belle maschere bianche, che sono dei vestiti con caratteristiche molto antiche che ti fanno pensare un po' a qualcosa di antico, e sono particolari perché come dice il nome sono dei grossi vestiti tutti bianchi, però con dei nastri colorati. Una particolarità di questo costume è il grande cappello, grande copricapo fatto con i fiori, con dei fiori finti di carta, che le ballerine, soprattutto le donne, ma anche gli uomini, c'è anche la versione maschile, sfoggiano solo per questo momento. Si balla in piazza, tutti assieme, tutti in allegria, per festeggiare la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Un altro segno rivelatore di questa cosa qui è il fatto che le lipebile maschere vanno con le campane, con dei campanacci, e li suonano per il paese per cercare di far risvegliare la primavera. Grazie Federico. Ilaria, dall'alto della classe 2001, i giovani, anzi i giovanissimi della Varresia, festeggiano il carnevale? Assolutamente sì, è una tradizione molto importante di tutte le generazioni, dai più anziani ai bambini. Allora, noi adesso ci fermiamo perché c'è una persona che ci deve parlare in maniera approfondita del Museo dell'Arrotino. Ed eccoci, sono con Mara Paletti, che è responsabile e operatrice museale qui del Museo dell'Arrotino di Stolvizza. Questa musica che cos'è? Buonasera a tutti innanzitutto. Ecco, questa è la nostra musica del museo, la musica della lama che viene arrotata sulla mola. Questo è un rumore molto vivo, ecco, che si può sentire non troppo spesso qua al museo purtroppo, però ogni tanto abbiamo anche l'arrotino da cui si può appunto sentire questo bel suono. Mara, dobbiamo dire, questi sono attrezzi veramente da museo, ce ne sono a centinaia. Sì, fortunatamente noi qui possiamo dire che sono 21 anni di raccolta e donazione di tante famiglie di arrotini qua della nostra valle. Donazioni che sono state fatte appunto per conservare questi attrezzi che sono molto molto antichi. Magari dopo nell'altra sala possiamo vedere la parte più antica di questo mestiere, mentre in questa sala abbiamo le biciclette che sono ormai anche queste antiche, perché possiamo dire che anche loro hanno ormai più di 100 anni. Ecco, mi hai anticipato, volevo chiederti un po' la storia degli arrotini, quando inizia. Beh, la storia dell'arrotino, quella che noi possiamo raccontare dalle fonti del museo, iniziano dalla fine del 1700, inizi 800. Ecco. Quanti sono stati gli arrotini nel corso degli anni? Oddio, questa è una domanda un pochettino difficile, perché noi come museo non riusciamo a dare un dato preciso di quanti erano o di quanti, possiamo dire oggi magari quanti sono, andando a fare un censimento sulle attività, ma di quel tempo purtroppo non abbiamo dati certi, ecco, da poter dire. Ecco, al piano terra abbiamo la biblioteca, ma poi ne parleremo con Virna Di Leonardo. Dobbiamo dire che cosa trova il visitatore qui nel dettaglio. Vedo anche delle carte. Allora, qua appunto nella visita del museo si può vedere questa storia, partendo dalla prima sala, vedere come nasce il museo, il mestiere dell'arrotino in questa valle. Cosa c'è di così particolare in questo mestiere? Che possiamo dire è un mestiere che non è che se lo sono inventati i nostri arrotini hanno avuto la capacità e la bravura di trasmetterlo, di tramandarlo di padre in figlio, come potremo ascoltare dopo il nostro arrotino, da generazioni, dalla fine del 1700. Grazie a questo mestiere ci sono famiglie che hanno avuto il pane sulla tavola. Esattamente, famiglie che hanno potuto vivere, costruirsi la casa e fare qualcosa, ecco, perché tante volte purtroppo il mestiere dell'arrotino viene visto come un mestiere
povero, certo, non era una bella vita quella che facevano sicuramente, però per quelli che sapevano lavorare, che hanno avuto anche l'accortezza, diciamo, di mettersi via un soldino, si sono riusciti a fare le case, ecco. Hanno potuto vivere, mantenere i figli, far studiare i loro figli. Questo arottino come si chiama? Ecco, qui con noi oggi abbiamo Ferdinando Negro, un arrottino che ha fatto la storia. Lui discende infatti da, come vi racconterà dopo, da famiglia di arrottini ed è anche un socio fondatore del Museo dell'Arrottino. Perché è importante ricordare che grazie ai soci fondatori di questo museo, tutti arrottini, oggi abbiamo questa importante struttura che possiamo far vedere al pubblico. Allora, andiamo da Ferdinando Negro, un momento solo Ferdinando. Allora, lei questo mestiere lo fa ancora? Sì, ancora, sono del 43, 77 anni, l'ho cominciato a 12 anni con mio papà e dopo sono cominciato da solo a 15 anni che mio papà si era ammalato a Mortagliano, che si aveva un piccolo laboratorio e ho cominciato ad andare in giro fino a Ancona, Belluno, Bolzano e adesso faccio i mercati in Friuli. Ecco, ma quando lei andava in queste, ha detto appunto Ancona, sapevano dove era la Varresia? No, come andavano, anche in Friuli non sapevano, nulla setto di resi, nulla is resi, no? Adesso la resia l'abbiamo valorizzata. Allora mio papà diceva sempre, il gue, l'arrottino, non diventa ricco ma non muore di fame. Quanti coltelli ha affilato in tutti questi anni? Ti dico, io non posso dirti. Una valanga, perché anche adesso in Friuli ci sono pochi arrottini e qualche volta siamo anche, come si chiama, la gente ci va a cercare, no? Perché qualche coltello, qualche forbice tutti hanno bisogno, no? E adesso non si trovano più, sono io, qua siamo ancora in 2, 3, 4, ma così poi dopo... Ecco Ferdinando, su queste pareti ci sono le immagini dei tuoi cari. Sì, e altro che sono... Allora, c'è mio papà, mia mamma e c'è mio nonno di là in Croazia, di là. E allora ho mio papà, i suoi 2 fratelli zii e 4 fratelli, tutti arrottini. Chi è stato il tuo maestro? Mio papà, un po' alla volta, no? Si imparava e si doveva fare, si andava col papà e lui ti insegnava così, colà, e dopo imparava anche un po' da solo, dopo. Allora, io direi, Ferdinando ha tante cose da raccontarci. Il nostro Paolo Bassi mi indica che dobbiamo andare in pubblicità, Ferdinando, un attimo e poi ripartiremo con una nuova frazione di questo scrigno specialissimo con le immagini dei genitori del nostro Ferdinando Negro. Come promesso partiamo da un'immagine storica. Ferdinando, ritorniamo a dire chi sono quelle persone. Allora sono 3, mio papà e 2 fratelli e mia mamma nel mezzo, in Croazia. Si viveva bene, cioè vuol dire il panetto lo si portava a casa. Si mette pure detto che diceva mio papà, un arrottino non diventa ricco ma non muore di fame. Ecco, la prima bicicletta. L'ha fatta mio papà perché prima avevano la carriola, quella lì, la Krusma, si chiamava in Resiane la Krusma, quella lì. E dopo abbiamo cominciato a fare le biciclette. Poi ti vediamo in questa immagine a Cortina. Sì, perché lì a Cortina, perché dopo abbiamo imparato, ci hanno tagliato quelle biciclettine lì, abbiamo fatto per mettere sulle vespe per cominciare ad andare più in giro, no? Perché qua c'erano tanti arrottini in Friuli e allora si doveva andare, noi si era a Ancona, Terni, quelli lì erano a Terni e dappertutto, allora noi giovani abbiamo cominciato a andare avanti, Belluno, Bolzano e via avanti, e c'era qualche franco in più. Infatti da lì, dalla Vespa, dopo abbiamo comprato la macchina, dopo un furgone, e io ho tirato su 3 figlie, studiate e tutto, e siamo poi vivi. Ecco Ferdinando, guarda solo la telecamera verso il nostro Paolo Bassi. Voglio capire l'evoluzione. Questa funziona, quanti anni ha questa bicicletta? Questa qua minimo avrà 70-80 anni. E va via bene? Sì, bene, sì, logico, se andiamo saranno solo le gomme da cambiare. Perché altra roba non è male, dai. È il massimo degli arrottini, il numero di arrottini negli anni, che numero avete raggiunto? Ogni famiglia aveva minimo 2 o 3 arrottini,
Minimo qua a Stolvizza, perché quella volta si era in 500, 400-500 abitanti, no? Minimo c'erano 100 rotini, minimo, 150 anche. Quando deciderai di sospendere, di andare in pensione? Finché Dio mi dà la salute, ho già la pensione, ma siccome io vado in Friuli, quasi a 300 mi hanno detto quasi è mollo, allora vendevo anche forbici di maniaco, adesso lo metto via, sto tornando qua e faccio solo la routine, chi vuole mi chiamano qua, come è un po' dura con questa malattia qua, i ristoranti hanno un po', sono andati in crisi, allora c'è un po' di lavoro in meno, ma tanto io per passare un po' di tempo vado, perché io ho 3 figli a 300, no? E allora vado giù 2 giorni, 3 dopo torno qua. Grazie Ferdinando. È stato un piacere. Vediamo i friulani, se mi vedono tutti verranno al mercato. Il GUE, ti abbiamo visto per televisione. Come richiami l'attenzione? È arrivato il GUE, com'è? È arrivato il GUE di Resia, sì, ma tanto ho la molla io che tiro fuori, mi vedono, no? Ma dopo anche la foto, se vuoi ti mostro la foto mia con la... Ma come richiami la gente? Non viene da sola, dopo passano, vedono, no? Ti vedono la gente, perché la gente, specialmente i friulani, ma tanti anche veneti, guarda la rottino, tanto che non lo vediamo, perché vedono la molla, io ho una molla grande, no? Come si chiama? Sull'apparecchio, no? E dopo ho anche la mia foto con la rottino in bicicletta, se vuoi ti faccio vedere. Dopo la vediamo Ferdinando, adesso andiamo ancora un attimo dall'operatrice museale perché ha delle cose da dirci soprattutto sulla prospettiva. E andiamo da questa signora, che l'abbiamo vista, sì, abbiamo finito. Ferdinando, le prospettive. Le prospettive per il futuro, ecco, come avete visto ormai abbiamo arrottini come Nando che purtroppo sono quasi alla fine della carriera. Allora l'associazione che gestisce appunto il museo, che è tutta composta da arrottini, per il futuro cosa vuole fare? L'obiettivo sarebbe quello di mettere su un laboratorio scuola per appunto insegnare questo mestiere. Nel 2018 l'associazione si era già impegnata in via sperimentale a fare delle lezioni per insegnare appunto questo mestiere e si era visto anche un discreto successo. Purtroppo poi, essendo una piccola associazione e le cose si sa da sole sono un po' complicate, pian pianino adesso ci stiamo riattivando per il futuro per creare appunto questo laboratorio e magari poter anche avviare una piccola attività produttiva di arrotatura qua in valle per dare una piccola prospettiva positiva per il futuro. Grazie. Grazie a voi. Allora, siamo scesi di un piano e dobbiamo parlare con la responsabile del servizio bibliotecario che ci ha fatto una prima presentazione. Questo è un luogo dove ci sono circa 6.000 volumi. Sì, all'incirca. Insomma, il numero è sempre un po' indicativo perché poi in ogni biblioteca ci sono continue aggiunte, ma tanti libri vengono anche poi scartati per X motivi, ecco. Dirna, quanta fame di lettura c'è in Varresia? Ma devo dire che aumenta sempre di più, anche perché abbiamo il servizio bibliotecario che è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per cui naturalmente anche le persone, potendo raggiungere la biblioteca tutti i giorni, sono anche incentivati ad utilizzarla. Adesso per motivi Covid la biblioteca è chiusa. In realtà noi prestiamo comunque il servizio bibliotecario, lo facciamo esternamente, abbiamo 2 scatole, una per i libri in prestito, l'altra per i libri in restituzione e quindi in realtà i prestiti e i resi avvengono così, li chiamiamo fuori porta, ma proprio perché le direttive ci impongono questo. Nel 2020 quanti sono stati i prestiti? Oddio, mi è un po' difficile dirvelo perché onestamente non ho ancora preparato le statistiche del 2020, però devo dire che comunque c'è stato molto avvicinamento alla lettura, la gente aveva proprio bisogno di avvicinarsi a questo ambiente. Che cosa si legge di più, le richieste magari più prevalenti? Narrativa fuori dubbio, soprattutto thriller. Ecco, le donne in particolare amano il thriller. Le donne? Sì, proprio abbiamo una percentuale che la fa da padrona. Una volta le donne prediligevano i romanzi d'amore, thriller.
Sì, i romanzi d'amore in realtà hanno una percentuale abbastanza bassa, devo dire, tra i nostri lettori. Poi in realtà mi sono confrontata con le biblioteche vicine ed effettivamente il thriller piace. Allora, a proposito di Covid, voi siete comunque attivi come? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, si chiama proprio Biblioteca Comunale Resia, e nel 2020, che è stato un po' l'anno, un limbo un po' per tutti, abbiamo avuto la fortuna, devo dire, di entrare in più stretto contatto con un ragazzo, si chiama Gianluca D'Alio. Lui vive a Spinea, in Veneto, però è originario proprio qua di Stolvizza. È giovane, è classe 89, per cui ha 31 anni, ed è una persona che ci tiene a valorizzare molto la Varresia. Tra l'altro si è specializzato nella laurea magistrale in antropologia culturale, ha scritto una bellissima tesi sul mondo onirico qua proprio dell'area di Stolvizza. Lui è attore, formatore culturale e insomma dà una telefonata molto scherzosa: cosa facciamo, cosa non facciamo, vi posso aiutare in qualche modo. Anche lui, essendo attore, il mondo dello spettacolo, sappiamo, ha avuto una forte crisi quest'anno, mi ha chiamato e mi ha detto: Virna, cosa facciamo, cosa non facciamo? Potremmo iniziare a registrare un audiolibro. Ed è così che è nato questo gruppo WhatsApp. È nato già a marzo del 2020, lo stiamo portando avanti. Praticamente 3 volte a settimana viene inviato un capitolo registrato di un grande classico della letteratura che stiamo leggendo. E tanto per dirvi il successo che ha avuto questa attività, da marzo 2020 ad oggi, gennaio 2021, siamo a 90 iscritti all'interno del gruppo WhatsApp. Virna, adesso dove andiamo? Adesso ci spostiamo, siamo sempre a Stolvizza di Resia, però in realtà cambiamo edificio, ci spostiamo di un centinaio di metri e andiamo a visitare il museo etnografico, il museo della gente della Varresia. Ecco, quell'uomo che ci sta riprendendo, se dovessi consigliare a Bassi, che libro ha una certa età, quindi non una roba dove si emoziona troppo? Ma magari io gli consiglierei un libro della nostra tradizione orale, della Varresia, magari una bella favola che parla del lupo e della volpe. Chissà se Bassi è lupo o volpe, chi lo sa. Rimaniamo nel dubbio e ci spostiamo di edificio. Caro Bassi, non andiamo in macchina, ma andiamo a piedi, così lui mantiene questo fisico quasi longilineo, Virna. Scolpito. A tra poco, Bassi. Abbiamo raggiunto il museo etnografico, sono con Sandro Quaglia. Dove siamo, Sandro? Sempre a Stolvizza, nella casa Buttolo Ploz. Dal 2017 ha sede il Museo della Gente della Vallaresia, un'associazione culturale fondata da alcuni operatori culturali della Vallata già nel 1995 con lo scopo di preservare in particolare il patrimonio materiale, ovvero tutte quelle testimonianze che sono state salvate dopo i terremoti del 1976. Dunque, come molti musei etnografici, le casse dotali, i letti, le antiche credenze, quello che si può toccare, parte del patrimonio materiale. Questa associazione in questa sede ha realizzato diverse mostre etnografiche. Quella che abbiamo la possibilità di vedere questa sera è molto interessante, è anche il titolo che abbiamo voluto dare: dalla nascita al battesimo, tutto ciò che accadeva in 24 ore, perché questa era la prassi nell'epoca studiata, quella che va dalla fine del XVIII secolo fino agli inizi del XX secolo. Ecco Sandro, abbiamo visto nelle immagini del nostro Paolo Bassi le fedi nuziali. Questa è una culla evidentemente pronta ad accogliere il frutto del matrimonio, e questa camera da letto con questo letto piuttosto piccolino. Sì, i letti non sono antichissimi, sono dei primi anni del 1800, del XIX secolo. Prima si dormiva su alcuni cavalletti molto rustici, invece i letti come li vediamo così è una moda francese. I nostri sono prevalentemente dipinti, questa è la cultura d'Oltralpe, che usa il legno dipinto invece che quello intarsiato e intagliato, che è più invece tipico della cultura veneto-friulana. Sandro, solo se ci spostiamo, vieni
vieni pure da questa parte. Questa che sta riprendendo il nostro Paolo Bassi è una panca antica e questi, se non sbaglio, sono gli attrezzi del mestiere di chi faceva nascere i bambini una volta. Sì, approfondiamo un po', diciamo che normalmente nei nostri paesi c'erano le levatrici, donne che non avevano una formazione medica per assistere le partorienti, ma avevano tanta sapienza perché avevano visto e avevano imparato presso altre donne. Invece questi sono dei ferri che usava solo il chirurgo. Il comune di Resia dal 1867 si è dotato anche di un chirurgo, ovviamente veniva chiamato solo in casi estremi, no? E a volte arrivava quando purtroppo le cose erano già molto compromesse. Questi sono dei ferri che ci sono stati donati dal comune di Moggio, perché? Perché chi li usava era medico chirurgo ostetrico nel comune di Resia. Ed eccoci con la quarta frazione, sono sempre con Sandro Quaglia. Siamo saliti al secondo piano del Museo Etnografico di Stolvizza e io vorrei cominciare da quella gerla che di fatto non era adibita al trasporto di fieno o di viveri, ma di piccoli. In alcuni momenti veniva adattata, siamo in un periodo con neve, abbiamo avuto anche quest'anno parecchia neve e anche in passato nevicava molto, anche in Varresia. E come fare per portare i bambini a battezzo? Prima abbiamo detto entro le 24 ore, questa era la norma. Dunque loro riempivano la gerla con del fieno, a metà un mattone riscaldato, molto caldo, altro fieno e il bambino adagiato in queste lenzuola, in questo sacco in realtà. Partivano. La cosa bella da ricordare è che ovviamente il mattone dopo un po' si raffredda e le case che si incontravano lungo il percorso, e per quello che abbiamo inserito questa immagine di Giuseppe Barazzutti, diventavano dei luoghi dove sì scaldare il mattone, ma diventava metafora della solidarietà che in queste vallate era molto presente e fortunatamente lo è ancora. Dunque la solidarietà già al principio della vita che poi si riperpretava per tutta la vita. Ecco Sandro, in questo momento proprio il nostro Paolo Bassi sta riprendendo un'immagine di Barazzutti, è piuttosto ricorrente questo artista. Sì, Giuseppe Barazzutti era un affreschista gemonese, ha lavorato molto in Friuli e anche in Carinzia, qui a Resia, a Stolvizza soprattutto, dove ha affrescato la chiesa di San Carlo Borromeo. La famiglia ha di recente regalato al museo 4 ritratti, perché nel tempo, diciamo, quando lui non lavorava, ritraeva le persone del luogo e oggi questi dipinti hanno 100 anni. Che cos'è quella? Sono dei sì, questi sono dei portainfant, ovvero quando si arrivava nei pressi della chiesa veniva lasciata la gerla fuori e il bimbo o la bimba venivano coperti con queste lenzuolina particolari per presentarsi al fonte battesimale. Ecco, è un altro aspetto ricorrente è la fede, ho visto in questo museo etnografico, e la famiglia. Beh, diciamo la mostra porta a questo, perché ovviamente il tema è legato, anche se, come vi dicevo, in Vallaresia abbiamo la caratteristica di avere ancora un retaggio dell'antica religione, quella pre-cristiana. Dunque alcuni elementi e alcuni rituali si effettuavano anche in questo periodo. Vi dico uno su tutti: quando il parto era particolarmente difficile, queste levatrici che non avevano conoscenze mediche ponevano sulla pancia della partoriente una pelle della serpe, quella che cambia alla muta. Ecco, questo è un retaggio di un'antica divinità slava proprio legata alla gravidanza. Con il Covid la Varresia è stata riscoperta dai friulani. Decisamente, abbiamo avuto un aumento dei visitatori dal Friuli durante il periodo in cui c'erano queste ristrettezze. Questo ci fa molto piacere perché molti corregionali non avevano avuto mai modo di visitare queste vallate. È stato un momento per approfondire alcune tematiche legate al turismo. Sandro, permettimi la provocazione, ci voleva il Covid per far capire quante bellezze abbiamo veramente sulla porta di casa. Ovviamente si preferiscono magari sempre mete molto lontane, ogni tanto si dice beh ci andrò quando non potrò andare altrove, e questo è stato uno dei momenti.
Adesso dovremmo conoscere un po' più da vicino una signora che di fatto delle erbe officinali ha fatto una ragione di vita. Ci si potrebbe collegare con la mostra, anche alla nascita il bambino veniva lavato con delle erbe aromatiche, queste si possono utilizzare per più aspetti, anche in ambito culinario, e fortunatamente abbiamo questa azienda agricola che tramanda questa tradizione. Sono con Cecilia Luaz, di origini francesi, siamo in un ambiente assolutamente piccolo ma estremamente esclusivo e siamo davanti a questo spoiler che emana calore. Cecilia, ci puoi spiegare il tuo rapporto con la Varresia? Allora, dal mio accento sentirete che sono nata in Francia, poi mi sono trasferita qua a Resia nel 2009, ho la nonna che è nata qua e anche mia mamma. Sono tornata qua perché è stata una scelta, proprio scelta di vita, e dopo diciamo un paio di anni ho deciso di aprire l'azienda agricola. E quindi spieghiamo che cosa fai da queste parti. Allora, l'azienda agricola si chiama Azienda Agricola Le Erbe di Lina, in memoria di mia nonna, che era lei che conosceva le piante officinali, le andava a raccogliere qua in Valresia. E così ho avuto l'idea, diciamo, per concretizzare questa tradizione di famiglia, di proseguire questa attività facendo la coltivazione di piante officinali qua in Valresia, a San Giorgio di Resia. E ho aperto un piccolo, diciamo, laboratorio di trasformazione con queste piante che sono adesso all'incirca una trentina di specie. Faccio infusi misti, trasformati. Come quest'anno ho fatto per esempio da raccolta spontanea lo sciroppo di corniole, la marmellata e poi una piccola linea di cosmesi come degli unguenti alla calendula e balsami. Possiamo dire le erbe che vengono utilizzate? Allora, come vi dicevo, una trentina di specie, quindi stiamo parlando di calendula, monarda, fiordaliso, menta, melissa. Poi c'è la raccolta spontanea col sambuco, l'alchemilla, insomma veramente tante piante. Qua presente in Valresia, la raccolta viene effettuata qua e anche la coltivazione. Cecilia, dobbiamo dire che probabilmente dietro alla raccolta c'è la conoscenza del territorio. Qui c'è chiaramente l'insegnamento di qualcuno alle tue spalle. Allora, come dicevo, mia nonna chiaramente quando ancora era presente, poi mia mamma, è stata una tradizione tramandata, no? Da generazione in generazione, e poi chiaramente per avere conoscenze in più, soprattutto sulla coltivazione, sono andata in Trentino circa un annetto per diciamo proseguire questo corso sulla coltivazione specifica delle piante officinali. Questo non è periodo di raccolta. No, assolutamente no, però comunque con il discorso dell'essiccazione possiamo anche d'inverno avere infusi e anche fiori eduli, per esempio, per preparare bellissimi piatti. Qui in questi vassoi che cosa hai preparato? Allora, ho voluto, diciamo, utilizzare prodotti locali, quindi stiamo parlando di patate nostrane, noci che ho raccolto adesso in autunno. Poi vedete anche una ricotta di un'azienda agricola locale di San Giorgio e poi chiaramente c'è il fiore all'occhiello della Valresia che è lo strock. Poi avete anche il formaggio stagionato sempre delle nostre malghe e chiaramente per dare un tocco di finezza e di bellezza al piatto i fiori eduli che potete trovare presso l'azienda agricola. Che ha sede dove? A San Giorgio di Resia. Ecco, ci vuole coraggio a mettere in piedi una situazione del genere e poi è arrivato anche il Covid, come se non bastasse. Certo, sì, non è come per tutti, non è una situazione facile, però diciamo che adesso abbiamo anche la fortuna di avere internet che ci aiuta tanto, quindi i clienti per fortuna ci contattano e quindi spediamo, insomma, cioè in qualche modo troviamo sempre per accontentare i clienti. Cecilia, grazie. Come salutiamo in francese? Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Te capì, Mr. Bassi? Noi adesso usciamo da questa casupola dove credo che ci siano almeno 28 gradi, che fa un caldo bestiale, quindi usciamo perché ci aspetta il sindaco di Resia, Anna Micelli.
Un altro luogo esclusivo, penso che in pochi abbiano visto qualcosa di simile, almeno negli ultimi tempi. Sono con Anna Micelli, sindaco di Resia. Grazie per aver accolto il nostro invito, sindaco. Grazie a voi dell'invito. Allora, ci può raccontare dove siamo? Questa è una location piuttosto ricorrente, almeno quello che abbiamo raccontato in questa puntata dello Scrigno. Siamo in una tipica camera resiana, siamo a Stolvizza. Stolvizza per fortuna non ha avuto così tanti danni dopo il terremoto del 76, per cui noi abbiamo ancora la possibilità di vedere come una volta le case erano fatte e come erano arredate. Case molto semplici, come possiamo vedere, ma molto curate, attenti, erano tutti molto attenti nel limite delle possibilità che venivano date loro. Quello che voi vedete è la camera appunto padronale, definiamola così, dove è molto significativo la presenza di questi quadri votivi legati proprio alla presenza che rappresenta il credo e la fede che i resiani avevano nel Signore e in tutto ciò che li aiutava a vivere meglio e a avere una sorta di protezione, perché è un altro aspetto importante. Si affidavano molto a tutto ciò che riusciva a proteggerli, vivevano nella natura e quindi erano con i ritmi del sole che si alzava e che calava, e questo significava essere anche molto in contatto con tutto ciò che era l'innaturale, l'altra parte della vita. Come potete vedere abbiamo anche dei ricami e dei pizzi e merletti, abbiamo le scufone che sono molto tipiche. Una volta tutto veniva fatto a mano, oggi ci ricordiamo che il nostro gruppo folcloristico calzano i danzerini proprio questi calzettoni che hanno un punto molto particolare. Ci vogliono più di 48 ore di lavoro per realizzare uno di questi calzettoni. Questa camera racconta proprio la semplicità della nostra gente, ma accanto alla semplicità anche la vita di persone che sono nate in un posto meraviglioso come la Varresia, custodi di un patrimonio culturale importante, che hanno tramandato fino ai giorni nostri. Ecco, che cosa rimane di quei tempi, sindaco? La voglia di essere resiani, la resilienza dell'essere resiani anche al tempo del Covid. Questo ci aiuta ad affrontare anche il tempo che stiamo vivendo. Aver avuto una storia di questo tipo, legata a difficoltà quotidiane e eventi difficoltosi, no? Non è stata gente che ha vissuto in epoche semplici e facili, in un ambiente di montagna complicato, bellissimo ma complicato. Vuol dire avere anche un DNA di un certo tipo, essere tenaci, resilienti ed essere capaci di affrontare tutte le difficoltà e di uscirne. Ecco, Anna mi ha anticipato, perché era proprio questa domanda, il fatto di essere abituati a resistere anche in tempi di Covid, insomma, vi viene abbastanza naturale combattere? Sempre, da sempre. D'altro canto, se non facciamo così non andremo da nessuna parte. Avete conosciuto anche i nostri ragazzi o li conoscerete. Questo è il nostro futuro, quindi la parola d'ordine oggi è resilienza. Allora, noi ci fermiamo. Nostro Bassi, ammaliato dalle bellezze della Varresia, ha girato delle immagini. Questa Varresia imbiancata, è arrivata tantissima neve, quindi vi mostreremo, inaugureremo la prossima parte con della musica e con delle immagini direttamente dalla Varresia.
Sono con Antonio Andri, che è un altro dei protagonisti di questa puntata dello Scrigno girata in esterno. Questa volta è stata la volta della Varresia, è il direttore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Riveste questa carica. Buonasera direttore. Salve, buonasera a tutti, grazie. Riveste questo incarico da quanto tempo? Io sono appena arrivato, sono un paio di mesi che sono qui. Ho cominciato ad integrarmi, ho cominciato a capire quali sono i meccanismi e tra l'altro ho trovato proprio anche un appartamento in valle, in Varresia, dove risiedo perlomeno durante la settimana lavorativa. Se posso chiedere in che zona? Sono nella frazione di Zamlin. Quanta gente abita? A Zamlin ci sono 10 persone più il sottoscritto, quindi ho incrementato del 10% la popolazione locale. Come si inserisce il parco in questo contesto? Allora, va detto che il parco ha gli uffici innanzitutto in comune di Resia, e quindi è ovvio che per noi è un comune molto importante da questo punto di vista, anche se ovviamente il parco comprende 6 comuni. Il 50% del territorio di Resia ricade all'interno del parco e soprattutto tutta, il versante della sinistra idrografica della valle ricade all'interno del nostro territorio. Quindi c'è un rapporto molto stretto, sia sotto il profilo ovviamente amministrativo e delle competenze, sia anche dal punto di vista proprio territoriale e della quantità di territorio che il comune ha all'interno della nostra area protetta. Da questo punto di vista quanto pesa in termini di superficie il comune di Resia? Adesso mi fa una domanda difficile perché non ho sotto mano i dati, però credo sicuramente una percentuale superiore agli altri comuni, decisamente sì. Perché cosa si distingue allora rispetto agli altri territori? Allora, complessivamente tutto il parco è un'area wilderness, quindi un'area selvaggia, un'area che ha queste caratteristiche e non ha abitati all'interno. La valle si contraddistingue per una sua, morfologia particolare, una valle chiusa, una valle che ha anche dal punto di vista culturale, storico, ha una propria identità specifica e questo chiaramente la distingue in generale rispetto al resto del territorio. Poi ha un elemento molto, molto importante che è l'elemento dell'acqua, il torrente Resia e anche altri torrenti che affluiscono a Resia stesso, che sono ricchi di acqua perché questa zona è ricca di precipitazioni, no? Il versante dei Musi che blocca tutte le perturbazioni che salgono da sud diventa il punto veramente incredibile poi di piogge che si riversano sul territorio, quindi questo elemento dell'acqua è un elemento dominante e direi che qui in Varresia è un elemento veramente forte e che contraddistingue il territorio. Abbiamo visto il Museo dell'Arotino, museo etnografico. Se dovesse consigliare un'escursione anche per chi si sta avvicinando da poco al mondo della montagna? Dunque, in questo momento storico purtroppo abbiamo diversi vincoli sul movimento e quindi direi che comunque in autonomia chi può muoversi in Varresia, tenendo presente anche la questione del rischio valanghe, dovrebbe muoversi sulla parte bassa della valle. C'è il sentiero, quello che percorre appunto la valle nel suo sviluppo. Qui siamo a Stolvizza, no? E che quindi da Stolvizza va fino a Prato sostanzialmente, che è il Talitapot. E poi abbiamo però delle altre sentieri che si possono tranquillamente percorrere in questo periodo restando sotto il limite del bosco, quindi tipo il sentiero che va fino a Malgacot oppure la strada che sale a Sella Carnizza. Ecco, questi sarebbero 3 itinerari che in questo momento dell'anno si possono tranquillamente fare con le ciaspe o con gli sci e anche in sicurezza, direi. Ma quanta neve è caduta in queste settimane? Allora, i dati esatti non ce li ho. Qui in Varresia la temperatura è stata un po' altalenante, quindi alla fine abbiamo al suolo un 30-40 cm di neve, quindi è comunque molto ben innevata fino a quote proprio di fondovalle. Chiaramente salendo di quota il manto nevoso aumenta e credo che andando su raggiungiamo tranquillamente i 2-3 metri di neve sopra i 1500 metri, quindi la neve ce n'è veramente tanta. Chiaramente bisogna stare molto attenti perché sopra il limite del bosco c'è tutto il tema delle valanghe, che è un tema assolutamente da tenere in considerazione. Sulla Varresia ha qualche progetto, qualche idea, anche se qui da poco?
Sulla Varresia abbiamo innanzitutto l'idea di continuare a portare avanti la collaborazione con il Comune. Abbiamo diversi assi, diciamo, di collaborazione, soprattutto anche con queste strutture di cui ho parlato prima, e soprattutto nella dimensione dello sviluppo e della promozione della cultura della valle, associata ovviamente alla frequentazione e alla riscoperta dei valori naturalistici della stessa. Quando spalanca le finestre a Zamlin, cosa pensa? Pensa alla sua zona, area di origine, che è il bellunese? Penso al bellunese, penso al mio paese di Vallada Gordina, e mi pare di esserci un po' tornato, insomma, ecco, nel senso che è un ambiente molto a contatto diretto con quelli che sono gli elementi naturali, quindi questo mi aiuta anche un po', diciamo, a stare sul tema, ecco. Sindaco, lo abbiamo ricordato più volte in questa puntata dello Scrigno, Varresia ricca di storia. C'è anche la questione del dialetto. Mi pravim penes, Terisan Yes Nabisca. Noi parliamo in resiano, io sono di San Giorgio. Per cui sì, noi abbiamo una lingua, per me è lingua, ma perché sono nata con il resiano, l'ho imparata da piccola e l'italiano per me è una lingua che ho imparato a scuola. Con un profondo attaccamento che tutti noi dimostriamo. Abbiamo delle difficoltà purtroppo nel tramandarla oralmente perché i tempi cambiano, stanno cambiando, ci stiamo impegnando comunque nel farlo con le giovani generazioni, nel pensare a progetti e idee innovative, diverse, affinché anche loro possano continuare ad essere custodi di questa ricchezza enorme che abbiamo. Ecco, tramandare appunto, chissà se un giorno verrà riconosciuta come lingua, come nel caso del friulano. Qui entriamo in un aspetto molto delicato, anche dal punto di vista linguistico, è delicatissimo e poi soprattutto legislativo. Diciamo che non è così semplice intraprendere dei percorsi che tutelino che tengono in considerazione tantissimi aspetti. Quello che io vorrei evidenziare è che su questa cosa bisognerebbe trovare l'unità di intenti, nel senso è importante che la lingua venga parlata e che venga tenuta viva
sa da chi vive in valle e da chi ama la Varresia. Sul resto ci si può sedere intorno a un tavolo e si può capire quali sono le necessità e le priorità, ma è un percorso che è nato, è delicato e sul quale bisogna continuare a lavorare. Ecco, qui abbiamo un cartellone esplicativo di quelle che sono alcune delle peculiarità del vostro territorio. Prima, parlando con il signor Quaglia, emerge come molti friulani hanno non riscoperto, ma scoperto queste aree. Ci voleva il Covid per tenerci più vicini ai nostri beni? Può essere che si pensi, no, vado intanto a vedere le cose più lontane perché non so mai se ce la farò. E poi quando ci si ritrova, come ci siamo ritrovati noi nel 2020 e adesso costretti a stare un po' in casa, allora ci si guarda intorno. Noi siamo una valle nascosta, bisogna avere un motivo per venire a trovarci. Per cui è bello che anche tanti friulani inizino a scoprirci ora e possano continuare a farlo, perché è così grande questa valle. Tra l'altro sono due valli, la valle principale e la valle di Ucea, non dimentichiamocelo. Tucciarsk, come sono i nostri amici fratelli di Ucea, ci sono, ed è bellissima anche tutta quella parte lì. Ed è bello, torno a ribadire, il fatto che si aprano nuove possibilità. Se le persone vorranno venire a trovarci, noi siamo qui ben lieti di accoglierli. Quanti eventi avete dovuto non annullare ma rinviare a causa del coronavirus? Tantissimi, come penso in tantissime altre realtà, però abbiamo avuto anche la capacità di reinventarci, nel senso che abbiamo dei gruppi di lavoro di giovani e su questo bisogna proprio ringraziarli, che riescono a trovare soluzioni ai problemi. Non è la stessa cosa, no? Fare i coscritti online dove si rimanda determinati significati e si fa dei ragionamenti. Ci sarà il tempo di ritornare a fare tutto, torneranno sicuramente giorni migliori, ma adesso non è possibile fare quello che si faceva prima. Sindaco Micelli, 3 buoni motivi per venire in Varresia. Tranquillità, serenità e allegria. E c'è un cicerone che si sente di consigliare? Ci saranno sicuramente, abbiamo visto prima l'Arotino, lo storico Arotino, che ci ha parlato di 3 generazioni vocate proprio a quel mestiere artigiano. Ne abbiamo tanti di ciceroni, per fortuna, per cui nei vari posti in cui voi verrete a trovarci troverete delle persone in gamba che riusciranno a accompagnarvi nella visita, che sia nei musei ma anche nei locali. Ricordiamo il locale storico, la Trattoria La Speranza, dove avremo un Gigino che vi potrà raccontare tranquillamente tutto sul carnevale e non solo. Quindi diciamo siamo gente che vuole raccontare, far star bene le persone, raccontando come siamo, chi siamo e che cosa vogliamo fare nel presente e nel futuro per la nostra comunità. Voi, se posso, venite descritti come duri, chiusi, ma qualche volta come in una ristrutturazione, gratta il muro ed esce il mosaico, esce il prezioso. Sì, cioè abbiamo il nostro bel caratterino, ma d'altro canto non è che si può custodire una lingua per più di 1000 anni, musica, danza così diversi da tutti i popoli, diciamo, da tutte le persone che ci circondano, senza avere un certo caratterino, no? Per cui pro e contro, cose buone e cose meno buone. Non è un carattere semplice il nostro, però è un carattere che nel momento in cui si impara a conoscere si ama anche. Sindaco, in Resiano come possiamo chiudere questa trasmissione? E vi proporremo ancora delle immagini del nostro Paolo Bassi, che ha girato con la luce diurna. Jeme spessa videta una sciadulina, prideta hanno chieta sta lupo. Ci vedremo di nuovo nella nostra bella valle, venite e starete bene con noi. Grazie al sindaco Anna Micelli, un saluto ovviamente all'onnipresente Paolo Bassi, alla prossima, arrivederci.